Non è mai successo nella Champions che i campioni in carica si siano ripetuti. Vuole provarci il Real Madrid in casa contro lo Sporting, che subito è pericoloso però con Bruno César per Cristiano Ronaldo. Ovviamente è un ritorno al passato. Attenzione però agli ospiti, soprattutto con Gelson Martins scatenato sulla corsia di destra, che mette in difficoltà tutta la retroguardia del Real, e chiaramente Zinedine Zidane non è contento. Cristiano Ronaldo non è al 100%, forse anche Bale prova a scappare via sulla corsia, ma deve usare il destro, non è il suo piede. Non c'è nessun problema per Rui Patricio. È un Bale un po' in ritardo di condizione come Benzema e soprattutto Cristiano Ronaldo, che però ci prova dalla distanza. Il tiro è potente, scende all'improvviso. Rui Patricio non rischia, ci mette i guantoni e devia in calcio d'angolo. Sbaglia troppo il Real, è pericoloso lo Sporting qui con Adrien Silva. Il tiro dalla distanza non spaventa Casiglia, che gioca al posto dell'infortunato Keylor Navas. Poi Cristiano Ronaldo su calcio di punizione sbaglia completamente la mira. Certamente non è una delle sue migliori partite, lo sa e non è contento. Dall'altra parte invece c'è uno Sporting carico. Ruiz due volte tocca il pallone, arriva Bruno César, sorprende tutti con il sinistro, pallone in rete. Il terzo minuto del secondo tempo. Jorge Jesus è soddisfatto perché alla fine è riuscito con la sua squadra a ottenere quello che voleva, passare in vantaggio in casa del Real, anche perché i numeri raccontano di uno Sporting che sta meritando il vantaggio. Insiste ancora, di nuovo pallone per Bruno César al decimo, la botta di sinistro da molto lontano, facile per Casiglia andare e bloccare. Jorge Jesus si lamenta e protesta per la munizione di William Carvalho e viene allontanato dall'arbitro Tagliavento. Dall'altra parte prova Bale su calcio di punizione col suo sinistro, palla troppo alta. Zidane corre ai ripari, in campo Álvaro Morata per Benzema, anche Lucas Vázquez e Rodríguez. Proprio Lucas Vázquez è uno dei più in forma, mette il pallone in mezzo. Carvajal si coordina con il destro, pallone che esce di poco a lato. Adesso è assedio del Real con lo Sporting che si chiude, ancora un pallone nel mezzo, arriva Cristiano Ronaldo da 2 metri, prende il palo, clamoroso l'errore, poi gioco è fermo, c'è posizione di offside segnalata per Álvaro Morata. Rodríguez dalla sinistra mette un pallone nel mezzo, arriva di nuovo Carvajal, grande coordinazione, palla di nuovo sull'esterno della rete, nulla da fare per il Real Madrid, ma nel finale l'89esimo Cristiano Ronaldo su punizione la mette all'incrocio, dove Rui Patricio non può arrivare, chiede scusa ai suoi tifosi dello Sporting che l'hanno visto crescere, forse anche scusa al Bernabeu per una prestazione non all'altezza della situazione, ma il piede è sempre quello. Poi ancora Rodríguez nel mezzo per Álvaro Morata, che svetta in mezzo all'area e la mette dentro il 95esimo sul fischio finale. Álvaro Morata arriva dalla Juventus al Real per vincere e lo fa con questo colpo di testa. Real Madrid 2, Sporting Lisbona 1.